purtroppo quello che temevamo, ecco, perché è mesi che veramente le sofferenze del Papa erano visibili nel suo modo di parlare, nel suo modo di faticare anche a dare il gesto della benedizione, ecco. Quindi una sorpresa perché pensavamo che incominciasse a stare meglio. Sono tanti ricordi anche quelli con i vescovi del Triveneto nella visita ad Limina, ma ce n'è uno che mi rimane e mi porterò sempre dentro. Il momento del termine della visita qui a Venezia un anno fa, quando prima di salire sull'elicottero nel cortile interno della casa penitenziaria femminile, mi ha chiamato e mi ha detto: ti ringrazio perché mi avete accolto bene, ti ringrazio perché mi sono sentito ben voluto, ecco. Mi ha colpito che un Papa, ecco, che dovunque va, comunque sia in una chiesa, sempre il padrone di casa, abbia avuto, direi, questo sguardo così cordiale, ecco, nel riconoscere quello che noi avevamo cercato di fare, cioè un incontro di famiglia, un incontro col padre. L'altro momento che mi porterò sempre dietro è quegli istanti che ha passato di fronte all'altare principale di San Marco, la tomba dell'Evangelista, in cui sulla sedia a rotelle si è raccolto volutamente in un silenzio prolungato la basilica è lui e l'Evangelista, ecco, ma soprattutto lui che in quel momento rappresentava, ecco, il custode del Vangelo in quel periodo storico, che era lì di fronte a, come tanti pellegrini, milioni di pellegrini durante l'anno, a chiedere aiuto all'Evangelista Marco.